Romana, capitolo 8. A vita in tuo spirito. Ma mo non esiste più nessuna condanna per tutti quelli che sono uniti a Gesù Cristo, perché che la legge dello spirito che mi ha la vita per mezzo di Gesù Cristo ha liberato da che la legge del peccato era morte. Per l'uomo mezzo a noi il peccato, Dio ha mandato figlio suo rinda una carne soccia a quello peccato. E proprio perché il peccato, essa ha condannato il peccato rinda la carne. Dio così ha fatto compiere quello che la legge di Mosè non poteva mai ottenere per bere la frattenza della natura e l'uomo. E noi mettiamo in pratica tutto quello che la legge comanda e teniamo pure quella capacità di fare, perché non cambiamo più in quella sfatezza nostra, perché siamo diventati assai più forti per mezzo dello spirito. Tutti quelli che si lasciano accompagnare da questo spirito fanno tutto quello che lo spirito comanda a loro. Tutti quelli invece che non si lasciano accompagnare da questo spirito e se lasciano invece di rezzare la carne, pensano solo a tutte cose della carne. Tutte le smanie della carne portano rinda la morte, tutte le smanie invece dello spirito portano rinda la vita e la pace. Perché tutte quelle che corrono appresso a tutte le smanie della carne sono nemici di Dio e non si chiedono mai a che la legge è Dio, perché non tengono manco che la capacità di fare. Chi sono buoni piacere innanzi a Dio, perché cadono sempre in le smanie della carne. Voi invece non state più sotto a chi lo potere della carne, state invece sotto il potere dello spirito, perché chi lo spirito è Dio sta rinda a buio. Ma se qualcuno non tiene chi lo spirito che è stato rivelato a Gesù Cristo, non può appartenere a Dio. E se Cristo sta rinda a voi, o corpo vostro è morto per bere il peccato, e Dio accoglie, e lo spirito suo verrà a vita. Se chi lo spirito di Dio che ha fatto risorgere Gesù Cristo rinda i morti, sta rinda a buio, che lo stesso Dio che ha risuscitato Gesù a rinda i morti, darà vita pure ai corpi vostri che sta a terra, per mezzo di lo spirito suo che sta rinda a voi. E a così, frate mio, noi non abbiamo correre più appresso a che la voce della carne, ma la voce dello spirito, perché se vi metterete appresso la voce della carne, state sicuri che morirete. Se invece voi soffocarete tutte le smanie della carne, con l'aiuto dello spirito, voi camparrete. Figlia di Dio, grazie allo spirito. Tutte quelle che si lasciano accompagnare lo spirito di Dio, chi sono figli di Dio. E voi non avete avuto come reale uno spirito che vi rende schiavo o vi fa campare, nada vuole rinda paura. Avete avuto invece che lo spirito di Dio che vi fa diventare figli di Dio e vi dà pure chi lo canza e l'uccannanza a Dio chiamandolo Abba, papà. Quando ha votato innanzi a Dio, perché lo spirito stesso è quello che ci assicura che noi siamo veramente figli di Dio. E siamo veramente figli di Dio, noi siamo pure a rete e pigliaremo parte pure che l'eredità che Dio ha promesso sotto il popolo suo. Saremo a rete insieme con Cristo, perché se male potremo insieme con esso, pigliaremo parte pure insieme con esso, rinda roglia soia. Destinata a roglia. Io penso che tutte le malapatenze del momento presente nella vita nostra non si possono mai paragonare a tutte quelle roglie che Dio darà a noi. Quando sarà spalafacata a Dio, rinda a noi. Tutta la creazione, tutto il mondo aspetta che la pazienza è il momento che Dio mostrerà la faccia vera a tutte le figlie sue. Tutte quelle che è stata creata è stata condannata a non avere nessun senso, non perché è stata voluta a essa, ma per mezzo di quello che va là sottomesso. Ci sta però una speranza. Pure essa sarà liberata rinda a chi lo potere, che fa guastare, per pigliare parte pure essa rinda a che la libertà di tutte le figlie di Dio. Noi sappiamo che anzina oggi tutto creato padesce solamente come una femmina che sta per sgravare. E non è solo creata, ma pure noi, che abbiamo avuto già che i primi frutti dello spirito, stiamo patendo rinda a noi stessi, perché aspettiamo che Dio ci libererà con tutto il corpo e mostrasse a noi che siamo figli suoi. Perché è vero che noi siamo stati salvati, ma solo rinda speranza. E se quello che si spera si potesse fare, non sarebbe più una speranza, perché nessuno può sperare in una cosa che già avremo. Se invece speriamo in qualcosa che non avremo ancora, aspettiamo questa cosa con una rossa pazienza. Che a stessa maniera, pure lo spirito viene incontro a quella sfatezza nostra, perché noi non sappiamo manco come abbiamo a pregare, ma lo spirito stesso prega Dio per noi che sospira, che non si possono spiegare parole. E Dio che conosce bene le cose nostre, conosce pure tutte quelle intenzioni, lo spirito che prega per tutte quelle che credono, proprio come Dio desidera. O piano della salvezza. Noi siamo sicuri che questa cosa, Dio porta sempre ogni cosa rindo bene per tutte quelle che vanno bene, perché essa l'ha chiamata secondo il progetto suo,
la salvezza che teneva in capo, perché Dio l'ha conosciuta, l'ha voluta bene e sempre l'ha destinata a essere suoccia a chi lo figlio suoi. A così che lo figlio suo è diventato il primo figlio fra tanti frati. Mo Dio, che sempre aveva pigliato questa decisione, l'ha pure chiamata, l'ha accolto come figlio suo e l'ha fatta pure pigliare parte di tutta la rolia sua. In e l'amore di Dio. Che potremmo noi dire innanzi a tutte queste fatte? Se Dio sta insieme con noi, chi sarà contro noi? Dio non ha sparagnato figlio suo, l'ha rata, invece, per tutto quanto noi. E come farà non girare ogni cosa da cosa insieme con essa? E chi mai accuserà tutti quelli che sono stati scivi da Dio? Nessuno. Perché Dio è quello che ci salva e chi ci condannerà tanto? Nessuno. Perché Gesù Cristo è morto, anzi è risorto e mo sta vicino a Dio e l'ha difende tutta la causa nostra. Chi mai ci potrà spartere tutto quell'amore di Cristo? Ci potrà spartere forse loro, o dormiente? Ci potrà forse spartere un vuoto, la pazzendaria, e pericolo, una morte violenta? In la Bibbia sta scritto: per via tua veniamo condannati a morte ogni giorno e veniamo trattati come pecore o macelli. Ma rende a tutte queste cose, noi teniamo sempre la vendita per mezzo a tutta la razza di chi che hanno già voluto assai bene. Io sono sicuro che né la morte, né la vita, né l'angelo, né potenza del cielo, né il presente, né l'avvenire, né forza del cielo, né manca forza della terra, nessuna cosa, nessuna, ci potrà mai scippare a rinde in mano quell'amore che Dio ha mostrato a noi, rinde a Gesù Cristo, che è o Signore nostro.